Dirige l'orchestra il maestro Gianni Aterrano. Dobbiamo parlare di un progetto veramente importante che è il ripristino della Piedigrotta a Napoli, dove per ripristino intendiamo quella che è la parte, diciamo, folcloristica della Piedigrotta a Napoli, allacciandoci anche alla Madonna di Piedigrotta, festa che fanno proprio alla Madonna, che è importante, e anche alla parte musicale della Piedigrotta. Bisogna ricordarsi, non sapere perché penso che lo sappiano tutti, ricordarsi delle edizioni musicali, delle case editrici, delle case discografiche che organizzavano le Piedigrotte musicali, dove uscivano canzoni che poi hanno fatto il giro del mondo. Noi vogliamo ripristinare questa importante tradizione e infatti stiamo per indire un bando per le nuove canzoni da iniziare adesso per l'anno prossimo, anche perché la manifestazione di cui stiamo parlando, cioè il ripristino della Piedigrotta, dovrà diventare, diciamo, una festa ciclica, cioè tutti gli anni bisogna farlo. Io sono riuscito a mettere insieme alcuni amici miei, ognuno nel suo campo, diciamo, importante. Un professore di musica che sta al Conservatorio di Benevento, dove insegna musica napoletana. Unico conservatorio dove si studia la canzone napoletana. Luigi Ottaiano. Un altro è un commercialista, Peppino Di Lauro, il quale ha avuto già esperienze importanti come Novecento napoletano, Assunta Spina e altro. Un altro è un funzionario della RAI, che è Gino Avita, persona stupenda. È inutile dire che, a proposito di artisti, abbiamo la compiacenza, il piacere di stare con noi di Marisa Laurito, Enzo Avitabile, Peppino Gagliardi, Peppino Di Capri, Mario Trevi, la Mannoia, Fiorella Mannoia e altri. In più ci siamo avvalsi dell'amicizia con Pietro Mastranzo e mano a mano abbiamo messo su questo programma che investe tante cose, investe il carro allegorico, investe le luminarie, investe gli spettacoli per le strade, investe una serata televisiva. Ora noi mano a mano abbiamo chiesto il beneplacito e ce l'hanno dato 3, già li abbiamo, altri 2 stanno arrivando, conservatori di musica a livello nazionale. Il Conservatorio di Napoli, il Conservatorio di Benevento, il Conservatorio di Salerno, già ce l'hanno dato. Sta arrivando quello di Avellino e quello di Campobasso. Il Ministro della Cultura ci ha dato il suo patrocinio. Tutti a quelli che abbiamo chiesto ci hanno dato il loro patrocinio. La Chiesa di Piedigrotta, l'Arcivescovato di Napoli, la Curia. Abbiamo a nostra costa persone importanti, i medici più in evidenza a Napoli. Sto parlando del professor Franco Corcione, del fratello Antonio Corcione, del professor Gigi Santini, di Corrado Caracò, Bruno Amato, il direttore generale dell'ospedale Pascale, Carmine Mariano, poi amico mio, e quindi
ci servirà anche la benedizione di San Gennaro, perché lui è Monsignore Vincenzo De Gregorio, grande organista, custode del sangue di San Gennaro, quindi farà una preghiera per noi. Abbiamo una banca di Milano che ci apre il conto per poter agire. Siamo in attesa di una cosa importante. Io ho chiesto ripetutamente al sindaco di Napoli e al governatore della regione Campania un incontro personale per poter illustrare bene le cose e far capire che possiamo fare una cosa non solo importante, ma importante per Napoli, ma importante per l'Italia, perché quando si fa una cosa che sul piano del turismo eccitano e quindi è sempre una cosa importante per tutti. Aspettiamo da loro di essere invitati, perché penso che più che le carte serva e col ministro e con il governatore e di guardarsi in faccia e capire che siamo A, persone per bene, che non vogliono assolutamente lucrare su niente, B, è che facciamo finalmente una cosa che, come si dice a Napoli, ci può far mettere il garofano all'occhiello. Per metterci questo garofano all'occhiello aspettiamo soltanto voi, i due enti preposti per finanziare operazioni di questo tipo. Siamo in attesa.